Celebrata questa mattina a Comitini la giornata del tricolore vivo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, è previsto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Grotte, che comprende anche i comuni di Comitini, Favara e Racalmuto. I ragazzi dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo Roncalli hanno eseguito l'inno nazionale. Al centro dell'attenzione della giornata l'articolo 11 della Costituzione italiana, attorno al quale i ragazzi hanno eseguito alcune performance. Tra i presenti Sebastiano Maggio, presidente dell'AGE Sicilia, l'Associazione Nazionale Tricolore Vivo, la dirigente scolastica dell'Istituto Roncalli Antonina Ausilia Ottilla. A dare il saluto agli benvenuti il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli, con la partecipazione culinaria degli allievi dell'Euroform di Agrigento che hanno curato il rinfresco. Comitini quest'anno è stata fortemente voluta dall'AGI, l'Associazione Italiana Genitori, che organizza ogni anno in 3 città diverse questa manifestazione. Quest'anno il 17° concorso nazionale Tricolore Vivo è stato voluto proprio qui a Comitini, perché a Comitini si sposa bene con il tricolore, visto che nel 1859 un gruppo di patrioti issarono per primi in provincia di Agrigento il tricolore. Grazie a questo evento storico e ad altri eventi storici, il presidente Sergio Mattarella nel 2018 ha insignito questa città, questo paese con il titolo di città. Quest'anno i nostri bambini tratteranno, partecipando a questo concorso, come dicevamo poco fa, tratteranno l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Hanno preparato dei lavori che sono stati già esaminati, e i vincitori parteciperanno a un concorso nazionale dove verranno premiati il 5 maggio a Palermo. Una festa, diciamo, che ha visto anche la partecipazione di altri istituti con la musica, Euroform, insomma una grande accoglienza per Comitini. Sì, una grande accoglienza. Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato, parliamo del Plesso di Grotte, Favara, Racalmuto e Aragona. Ringrazio anche i sindaci oggi qui presente e il viceprefetto. Anche la vostra scuola ha partecipato fattivamente a questa manifestazione qui a Comitini? Abbiamo accettato con grande piacere l'invito da parte dell'amministrazione comunale. In verità la manifestazione organizzata a livello regionale ha coinvolto questo comune nella sua totalità. La comunità educante di Comitini passa attraverso l'Istituto Comprensivo Roncalli, che insiste su 2 territori, Grotte e Comitini. Per cui è stato ovvio volere includere in questo percorso tutte le classi del mio istituto comprensivo, i ragazzi della scuola d'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado sono stati tutti sollecitati e hanno lavorato in maniera assai coinvolgente su quella che era la lettura precisa dell'articolo 11. L'articolo 11 della Costituzione, su cui io personalmente ho voluto riflettere molto, si dice l'Italia ripudia la guerra, non rifiuta, è un termine molto più pesante e nello stesso tempo molto più coinvolgente. Noi abbiamo necessità di ripudiare tutte quelle che sono le manifestazioni di aggressione, e nel mondo ce ne sono tanti, ma i nostri bambini della scuola d'infanzia hanno cominciato proprio a fare un discorso con i loro compagnetti della scuola, cioè non dobbiamo assolutamente pensare che il discorso sia lontano da noi. La guerra non si fa a casa, non si fa nella scuola, non si fa nel mondo del lavoro, non si fa da nessuna parte. Oggi avremo dei vincitori, avremo anche un premio speciale, hanno partecipato le scuole di Racalmuto, di Favara e di Aragona, e abbiamo qui una rappresentanza di tutto il territorio limitrofo. La prima manifestazione in questo comune e ci dà veramente grande soddisfazione per tutti e 3 i livelli di scuola. Sì, questo è un concorso nazionale, è giunto alla 17ª edizione, è un concorso col patrocinio del MIUR, oltre che della regione siciliana, è promosso dall'Associazione Nazionale Tricolore Vivo. Hanno scelto questa città, Comitini, in provincia di Agrigento, l'unica città che per la provincia di Agrigento aveva aderito a questo concorso e che ovviamente è stata scelta per la prima azione perché ha un trascorso
molto importante, ricordiamo la data del 3 luglio che è stata citata più volte. Questo concorso ogni anno ha come tema un articolo della Costituzione, quest'anno ovviamente diciamo per le tematiche internazionali che ci interessano appunto è stato scelto l'articolo 11 della Costituzione. Infatti poco fa il professore Ranieri ha esordito dicendo l'Italia ripudia la guerra, ma ovviamente tutti ripudiamo la guerra e soprattutto dalle scuole si deve iniziare a seminare questi principi che la nostra Costituzione ovviamente ci porta in attualità ogni giorno. Stiamo vedendo dei lavori che avete fatto in occasione di questa festa oggi, ecco, se ce li spiega che lavoro è stato fatto anche dai ragazzi? Sì, allora i ragazzi della scuola secondaria dopo un'intensa ricerca sulle origini del paese, siamo andati in biblioteca, un'attività di brainstorming, hanno realizzato appunto tutta la storia del paese e dal momento della prima volta quando è stata issata la bandiera il 3 luglio 1859 fino ad oggi. Quindi come potete notare abbiamo un po' tutto il percorso storico di Comitini, compresi i poeti che vissero qui in giovinezza, Quasimodo e Pirandello, e inoltre i ragazzi poi hanno composto loro delle poesie sul proprio paese, li potete notare da questo lato. È stata un'attività laboratoriale molto costruttiva, intensa e produttiva. Abbiamo messo insieme un po' di discipline, quindi giocando, architettando, i ragazzi hanno realizzato tutta quest'opera, questa manifestazione, una brochure finale che poi regaleremo, e per chi volesse venire a Comitini tramite la brochure è un modo, una guida. Ecco. Ormai questo concorso è arrivato alla 17ª edizione, quindi quest'anno l'argomento che gli allievi hanno trattato è l'articolo 11 della Costituzione, che proprio recita testualmente: l'Italia ripudia la guerra. E purtroppo stiamo assistendo ad un conflitto senza senso e senza logica che ci sta amareggiando tantissimo in Ucraina, ma ci sono altri circa 60 focolai di guerra in tutto il mondo, per cui ecco, una riflessione da parte degli allievi sul valore della pace, sul valore della pacifica convivenza fra i popoli, secondo me è stata una scelta azzeccata. Allora, noi qua siamo venuti più che altro per far vedere ai ragazzi cosa succede fuori dalla scuola, perché noi li formiamo dando la qualifica al terzo anno, uscendo loro dal percorso della scuola media, entrano da noi, prendono la qualifica e il diploma tecnico e fanno il laboratorio, e le loro specialità per quanto riguarda l'agroalimentare sono panetteria, pizzeria, pasticceria e cucina, e quindi fanno le loro ore, 18 ore, 16-18 ore di laboratorio settimanale, ma noi ci preme che vogliamo far vedere cosa c'è sul mondo del lavoro, quindi noi li mandiamo in stage, li portiamo in giro nei vari eventi che ci sono in provincia e fuori provincia, in modo che i ragazzi vedano cosa succede e come comportarsi nel momento in cui loro si metteranno nel mondo del lavoro.